Allora, noi siamo un'azienda a conduzione familiare, sì, siamo io, mio padre e mio zio che portiamo avanti la tradizione di famiglia. Io sono la sesta generazione e abbiamo, tramite i fondi del PSR siamo riusciti ad aumentare la nostra azienda. Abbiamo costruito un capannone di 600 metri quadri e abbiamo rinnovato tutta l'attrezzatura. Sono perito agrario, sono una laureanda in enologia all'Università di Conegliano e sono sommelier, insomma, con la prospettiva di ampliare l'azienda. Noi produciamo radicchio variegato, che è una cultura principale di questo territorio del Veneto, e il cavolo cappuccio, che invece è più conosciuto come il porro. E prima di questo PSR riuscivamo a soddisfare a fatica a volte le esigenze del territorio, perché noi conferiamo al mercato ortofrutticolo di Padova ed in seguito ai supermercati non riuscivamo a stare dietro a quello che era la domanda. La nostra offerta non era sufficiente, e adesso invece tramite gli aiuti della Comunità Europea e tramite il PSR siamo riusciti a ingrandire la nostra azienda. Adesso produciamo maggiori quantità di ortaggi e in prospettiva pensiamo di espanderci verso l'Europa, in particolare la Germania.